nelle migliori pagine dell'opera deleidiana, dei romanzi deleidiani, ma anche delle sue novelle, leggiamo della condizione dell'uomo, tra predestinazione e libero arbitrio, nella limitata scacchiera della vita. La vita che per la Deleida è vita di relazione, la vita che è progetto, la vita che è affanno, la vita che è dolore, ma soprattutto nella Deleida possiamo dire che la vita è mistero. La natura umana è per lei, come per i grandi autori del Novecento appunto, è la manifestazione anche dell'universo psichico, è la manifestazione di un universo psichico che è scisso, dilaniato da forze contrapposte, quindi da pulsioni interne, ma anche da cogenze esterne. Quindi anche nelle sue storie, nelle sue dinamiche tra esistenti si assiste da una parte alle regole della società, alle convenzioni della comunità che si scontrano con le pulsioni primordiali, con le immagini e le fantasie che agiscono sui personaggi. Cioè il sentimento di repulsione, di adesione autorale rispetto a questo o a quel personaggio trovano scaturigine e discriminante nell'aspetto religioso. Di fronte al dolore, di fronte all'affanno, di fronte all'ingiustizia, l'uomo ha due scelte fondamentalmente, due strade: o subire lo scacco della vita e scegliere la via del male, oppure scegliere la via della fede, la via di Dio. C'è l'errore, c'è la colpa, c'è la contrizione, c'è l'espiazione e c'è naturalmente la conversione. Cosa resta? Resta la pietas, la pietà. Quindi questo sentimento di partecipazione al dolore dei propri personaggi e di una comunità di peccatori. Proprio questo aspetto rende la Deleida, oltre che una grandissima scrittrice, una grandissima donna.